Un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. Stiamo parlando, e lo dicono i dati, di bombe d'acqua che non si possono prevedere al millimetro. Prova ne sia che abbiamo avuto 229 mm d'acqua in 6 ore, cosa che in una piovosità diciamo, importante le si hanno in 24 ore. Ai cittadini cosa c'è da dire? Di fare massima attenzione, abbiamo ancora le prossime 24 ore di assoluta attenzione e massima allerta. E la perturbazione dovrebbe spostarsi verso oriente, quindi andando verso Veneto orientale, quindi intaccare un po' la provincia di Treviso, un po' la provincia di Belluno, la parte bassa dell'Alpago e soprattutto il Veneto orientale. È un fenomeno eccezionale a maggio. Un fenomeno eccezionale perché per la stagionalità, ma può capitare, e dall'altro per le sue caratteristiche, cioè acquazzoni intensi in pochissimo tempo che comunque non permettono neanche la rete di sgrondo dell'acqua superficiale di andarsene con velocità. È ancora assolutamente prematuro per avere il quadro dei danni perché abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, di sesto e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo perché per le prossime ore sono previste precipitazioni continue sia in aree che non sono state interessate ieri sia in aree che sono già state stressate nella giornata ieri, quindi ovviamente è ancora assolutamente prematuro sapere e definire una stima di danni. Quelle sono le zone appunto più colpite? Beh, allo stato attuale abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, la parte della provincia di Verona, quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Vediamo nelle prossime ore cosa accadrà in base alle precipitazioni che ci saranno. Cosa ci si aspetta? Ma ci si aspettano ancora precipitazioni importanti e è previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia, però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri, ovviamente l'attenzione deve essere massima. Noi ci occupiamo dei grandi corsi d'acqua, la Regione ha la competenza sui corsi d'acqua maggiori e quindi siamo intervenuti e continuiamo a intervenire su questo. È chiaro che se ci sono i cambiamenti climatici, i fenomeni meteo estremi hanno una frequenza sempre maggiore e ripeto, ieri abbiamo registrato anche 70 mm in mezz'ora, cosa che non è mai accaduta, lo dico perché ogni tanto qualcuno dice pioveva anche una volta, in maniera diversa e questi sono i dati ufficiali che ce lo confermano. È evidente che se ci sono questa intensificazione di fenomeni meteo estremi è necessario avere anche le opere di mitigazione del rischio conseguenti, che sono sicuramente i bacini di laminazione, sicuramente i consolidamenti asinali, ma anche le reti di smaltimento delle acque meteoriche, che sono state progettate non in maniera errata, ma sono state progettate secondo i canoni di 50-60 anni fa, quando le precipitazioni di 70 mm in mezz'ora non accadevano mai in Veneto.